Era l'alba del 26 dicembre 2004, quando gli abitanti dell'isola di Simlu notarono uno strano comportamento nelle mandrie di bufali. Indizi di un disastro che avrebbe cambiato la vita di milioni di persone lungo le coste dell'Oceano Indiano. Alle 7:58 un terremoto di magnitudo 9,1 colpì a soli 40 km di distanza. 10 minuti più tardi, le coste di Simlu furono le prime a venire travolte da onde alte fino a 10 metri. Ya, setelah kejadian gempa tersebut dan Ricordo che dopo il terremoto la gente correva davanti alla mia casa gridando "Smog, smog". inilah yang pertama dirasakan oleh masyarakat. È una parola che incita a scappare. Modern ini È tramandata dai nostri antenati in seguito al maremoto del 1907. tapi mereka teringat kepada pesan-pesan 1907. Yang baru ditemukan itu dua lah. Tunjuk selaku Mi nominarono responsabile distrettuale della gestione del disastro. pasca Dovevo valutare i danni, mettere al sicuro le persone, comunicare anche con Banda saya Aceh. saja Persi il contatto con i miei figli che vivevano a Banda Aceh. Dopo 8 giorni riuscii a raggiungere la capitale regionale per cercarli, ma invano. Non ho mai saputo cosa sia successo loro. sudah tidak ada lagi. Venti minuti dopo il terremoto, lo tsunami colpì Banda Aceh, uccidendo 167.000 persone soltanto nella provincia. 227.000 furono le vittime in 14 paesi. Non ho mai smesso di avere incubi sullo tsunami. Mi è capitato ancora pochi giorni fa. Vedevo l'acqua salire e poi ho realizzato che stavo dormendo. Tommy Saputra ci racconta come a Banda Aceh, quando l'acqua cominciò a ritirarsi, migliaia di persone si precipitarono in mare per raccogliere i pesci. Nessuno aveva sentito parlare di smog, al contrario dell'isola di Simlu. Lokna fu una delle aree rase al suolo. Solo la moschea rimase intatta, tanto che molti lo interpretarono come un messaggio divino. La TV svizzera incontrò Tommy a pochi metri dalla moschea, dove le onde alte fino a 20 metri portarono via la sua casa e 7 membri della sua famiglia. 20 anni dopo, la moschea rimane un simbolo di sopravvivenza e di ricostruzione. Lo tsunami mi ha cambiato. Ho avuto una seconda possibilità nella vita e sono una persona migliore, con una maggior fede in Dio. Dan perbuatan membaik.
20 feet tall. Easy. Get in, get in, get in! No, il mare così va bene, ma non vado più sott'acqua. Mi fa pensare troppe cose, ma va bene, non panico né niente, però è un'altra vita e voglio dimenticare addirittura questa cosa, che non dimenticherò mai. 2 ore dopo aver travolto le coste indonesiane, lo tsunami colpì anche la Thailandia, travolgendo spiagge ed alberghi, uccidendo 5.400 persone, tra cui migliaia di turisti stranieri. Nicolas Stoffel ha assistito in prima persona alla distruzione. Residente da 37 anni a Phuket, il ticinese ha avuto per 20 anni una scuola di immersione. La TV svizzera lo aveva incontrato dopo la catastrofe, quando insieme alle autorità locali si occupò di recuperare ed identificare le vittime. Un'esperienza difficile da condividere. Provo a farcela, ma non è facile, mi fai tornare indietro tanto tempo e non era un momento simpatico, ma qualcuno doveva farlo. Tutto qua. Come diceva mia nonna, è più bello dare che ricevere, quindi siamo trovati in una situazione dove bisognava dare. E allora qualsiasi cosa che potevi fare per tirare su, aggiustare questo enorme problema che è stato lo tsunami. In Thailandia i templi divennero obitori, crematori. I monaci si mobilitarono offrendo aiuti concreti e supporto psicologico. Anche la comunità internazionale rispose con un sostegno travolgente di 12 miliardi di franchi per le vittime dello tsunami. Un record di 227 milioni di franchi furono raccolti dalla sola Svizzera. Aiuti che hanno portato a grandi trasformazioni e qualche occasione mancata. Siamo così grati per l'aiuto che abbiamo ricevuto da tutti. Allora ero terrorizzata che ci fosse un altro tsunami. Per questo ho deciso di andare a vivere sulla terraferma, più lontano dal mare. Buntik Seko ci porta dove sorgono le case assegnate ai 320 sopravvissuti del suo villaggio, distrutto dallo tsunami a pochi chilometri di distanza. Solo alcune famiglie si trasferirono qui. La mancanza di elettricità e di impiego fece fallire il progetto. Anche la scuola, costruita con le donazioni svizzere, venne abbandonata dopo alcuni anni. Buntik non ci tornava da 20 anni. Essere qui mi fa pensare a mio figlio, a tutte le persone che sono morte a causa dello tsunami. Se fosse successo di notte, forse ancora più persone sarebbero morte. La TV svizzera incontrò Buntik tra le rovine di Pak Jok, uno dei luoghi più esposti all'oceano. Allora cercava suo figlio di 3 anni e mezzo, scomparso durante lo tsunami. Ritrovò solo la maglietta che indossava quel giorno. Se in Thailandia molte donazioni servirono a rilanciare il turismo, furono le persone come lei, che vivevano di pesca, ad essere maggiormente colpite. Ecco, qui io rifai le barche, prima tutti i long tail boat completamente rovinati. Dopo chiamate tutti chi che fa donazioni, chiamate la barca col nome
la vita di 20 anni fa. Come Nicolà, anche Cristiano Bondietti ha vissuto lo tsunami. Allora, attivo nel turismo in Thailandia, aveva assistito i turisti, organizzato i rimpatri. Insieme rievocano un'esperienza che li ha segnati in modo diverso. Guardare queste foto effettivamente da qualche parte mi rattrista. Dall'altra parte sono contento di aver aiutato della gente. Ecco, più di così non si poteva fare. C'è stato un certo senso di solidarietà e poi loro hanno quella particolare cultura che basta, si va avanti, se no si va indietro. Si è sempre dovuto agire senza nessuna esperienza di niente, perché lo tsunami non lo sapeva, cioè nessuno sapeva che cosa fosse, insomma. E di conseguenza oggi probabilmente con il senno di poi si farebbero molte cose in maniera differente, che però all'epoca si è fatto con quello che c'era a disposizione. La base è che si è fatta un'esperienza soprattutto che potrebbe servire poi altrove, insomma. Hanno lasciato più o meno a carta libera e di cui era davvero... L'aiuto internazionale ebbe un ruolo cruciale nel salvare vite, ricostruire comunità e rilanciare le economie. In Indonesia, la scuola costruita dalla Croce Rossa svizzera ad Aceh è un esempio di successo. Il suo vicepreside, allora un alunno, spiega come l'enfasi fu messa sulle infrastrutture resistenti ai disastri. Ricordo che Roland della Croce Rossa mi disse che in Indonesia tutto veniva fatto con le mani e mi insegnò che in Svizzera si usano la tecnologia e i macchinari per gli edifici. La ricostruzione pose l'accento sulla preparazione per un futuro disastro e l'educazione nelle scuole continua a giocare un ruolo importante. Super strong. Swiss quality. Qui a scuola conduciamo regolarmente delle esercitazioni affinché gli studenti siano preparati in caso di catastrofe. Imparano procedure e vie di fuga, ma c'è fiducia nella resistenza di questo edificio e nell'importanza di buone infrastrutture. Le esercitazioni in caso di maremoto sono state al centro di un recente simposio che in Indonesia ha radunato esperti di tutto il mondo per commemorare i 20 anni dallo tsunami. Molto è stato fatto negli anni con l'introduzione di leggi, accordi e sistemi di allerta inesistenti 20 anni fa, ma cruciale rimane la reazione delle comunità. Loretta, Hello, Maurice. welcome to my gallery. Thank you. Nice to see you. Yeah, How are you? nice to see you. Fine, thank Good? you. Yeah. I'm happy to be Iya, di samping Oltre alle nuove kemampuan tecnologie è la saggezza locale a dover far parte della prevenzione, conoscenza nella comunità e consapevolezza per ridurre il numero delle vittime. budaya Semong ini masih kita perlukan. Morris ha portato la saggezza locale di Simlu in una mostra nella speranza che venga tramandata alle nuove generazioni. I suoi nonni prima e i genitori dopo gli raccontarono come un'onda anomala distrusse l'isola nel 1907, una storia riassunta in una parola, smog, tsunami. about it. If the earthquake come too strong, Se il terremoto è molto forte suddenly e l'acqua del mare si ritira, that don't pick up the fish. non raccogliere i pesci sulla spiaggia, So ma scappa in collina. actually run to the heights. Malgrado la distruzione di Simlu, nel 2004 solo 7 persone morirono sull'isola di 100.000 abitanti. A salvarle fu la parola smog che indusse la gente ad allontanarsi dal mare.
Simlu è stato riconosciuto come un modello dall'ONU. Storie e canzoni legate a Hmong sono parte della cultura. Vent'anni dopo, le cicatrici dello tsunami rimangono, ma anche gli insegnamenti. Dall'Indonesia alla Thailandia, la resilienza e la speranza indicano la strada da seguire affinché non si debba mai più essere vittime delle onde assassine.